ma non risponde. Ci hanno nascosto in mente paura per proteggere sta E che fai qua? Ti tocca più, ci avete. Io a te domani, a fare spot pubblicitario per 23 a Milano, 25 a Torino e 31 a Palermo. Ti tocca fare poi ci la faccio. come un dato si tutte cose mai ci ammazza e te pensi giocare la roba fatta amore quando ci vestimmo e ci ammazziamo e te pensi. Seguitemi, forza, vieni. Finalmente siamo pronti per lavorare. Qua sono dei miei uffici sono. Qua si siede. Buonasera. E mo ci organizziamo con Cino Creek la pubblicità che vi ho detto, il 23 a Milano, 24 e 25 a Torino e il 31 a Palermo. Poi da premettere il 25 io prendo l'aereo da Torino, dopo ho lavorato a Torino, vado a Villa Catù perché mi aspettano pure a Villa Catù. Prendo un bel aereo lì alle 8:30 e alle 9:30, 10 massimo sarò a Villa Catù. Un bacio a tutti. Ok, ci vediamo dopo. Questo continua, non si ferma qui, continua. Siamo negli studi di Mauro Nardi. Sì, andiamo a curiosare Mauro cosa sta facendo. Dai, andiamo. Stasera Roma è borrucchiana, specchiamente vede la luna. E sei bellissimo. Mamma bella, buonasera. Nel tuo vestito Il grande Mauro Nardi. ci stiamo ascoltando un pezzo dalle 10:34 Genere senza offesa. Sfiora il tuo corpo con la mano, vorrei portarti via con me, come quest'ultimo caffè troppo amaro ormai. Mi ha fatto piacere, veramente mi aspettavo con tutto il cuore, anche perché la gente deve sapere le cose che stanno in attesa, per cui le date che abbiamo da portare avanti, il 23, il 24 e il 31, sì, Sono tante. vorrei portarti via con me, come quest'ultimo caffè troppo amaro ormai. Questa è la mia balera, quel CD famoso che vi dicevo sempre, che siamo quasi per terminarlo, ok? Vabbè, allora spegniamo tutto, va benissimo. Allora a questo punto non mi resta che farvi sapere che il giorno 23 Mauro Nardi è a Milano, esattamente venerdì 23 gennaio a Milano al Manzoni Corner, esattamente in via Filippo Turati 2, Cormano di Milano. Il numero telefonico è 02 66 30 49 68. Ripeto, 02 66 30 49 68 per le prenotazioni, oppure i cellulari. E i cellulari potete fare così: 393 8444 811, oppure 346 30 13 680. Chiamate, sarà un menù, un antipasto mediterraneo, una pizza scelta e poi ci saranno bevande, caffè e la serata con Mauro Nardi. E ci divertiamo tutti. Il 23, mi raccomando, vi aspetto a tutti. Poi c'è il 25 a Torino. 25 a Torino, l'amico nostro Tony Spagnolo, che ha organizzato al Polisportivo La Concordia. Il pranzo, quello è un pranzo spettacolo, il 25. Pranzo spettacolo, un menù bellissimo, un letto eccezionale, che andrete anche sulla mia fanpage, troverete tutta questa pubblicità. È in via Freius di Torino, esattamente a Civico 36, via Freius 36 Torino. I numeri telefonici 335 30 19 88. Poi ci sta il 377
70 78 289, mi raccomando, chiamate, telefonate, questo è il giorno 25, esattamente la domenica, in via Fresius 36 Torino. Vi aspetto, questo è un pranzo spettacolo. Dopodiché andiamo il 31 gennaio a Palermo. Il 31 gennaio a Palermo, esattamente, Mauro Nardi, la Cardenia Palace. 31 gennaio di Palermo, Mauro Nardi, c'è anche Gianni Fiorellini, sarà una serata veramente bellissima, eccezionale. Vi aspettiamo a tutti i palermitani, a tutti gli ammiratori, sostenitori delle province di Palermo, vi aspetto a tutti, quella serata sarà veramente uno spettacolo particolare, c'è anche l'amico mio Gianni Fiorellino, per cui vi divertirete, ci sono un sacco di ospiti, per cui il 31 al Cardenia Palace di Palermo vi aspettiamo a tutti qua, ok? Per comprare biglietti basta chiamare Don Maurizio Rizzuto, Don Buongiorno e vi comprate il biglietto. Poi ci sono tante persone, per cui Palermo è come Napoli, non è difficile prenotare il 31 gennaio, ok? Ho detto tutto, poi siete parli il mese di febbraio, siete a fare un sfratto, qualcosa, come dicevo uno, ma un bello sfratto ci ritrae l'aiuto, venite, ci sta collaborazione, vi cantano una canzone. Ho detto tutto, vi ringrazio affettuosamente, fanno fritte i pazzi, ci da famiglia di suo a porto perché fa fritte. È una bella annata ma fanno fritte bene, però è secco, ok? Vi aspetto, poi vi faccio vedere anche lo studio di Mauro Nardi dove stiamo registrando il disco La mia balena, ve lo faccio vedere, va bene? Volete venire con me? Venite. Allora, qui è dove è la sala pianoforti, gli archi come abbiamo fatto adesso, che abbiamo fatto con Mauro Nardi per La mia balena. Questa è la saletta qui. Addirittura anche delle voci fuori si possono anche fare delle voci e l'ho fatto pure delle voci bellissime. Questo è tutto là. Che poi non c'è. E qui ci sono tutte le. Ma i macchinari sono questi sono tutto della roba professionale, bellissimo. Ah, ecco, qui è quella del legno, l'acustico per le chitarre, infatti qui c'è tutta la sala per le chitarre. Qui c'è la batteria ecco qua. La batteria. E direttamente si può mettere anche la voce qui perché c'è la visibilità tra il fonico e l'artista che si esibisce qui. Poi qui c'è un bel divano in attesa, un salotto, c'è addirittura chi si mette anche a dormire perché è comodissimo questo qua. Dal salotto, vabbè, questa è l'entrata, qui si va nei miei uffici dove già fatto vedere, dove c'è un po' di Mauro Nardi, storia di Mauro Nardi. Qui abbiamo un Vasco Rossi che io vedevo Mauro Nardi a Napoli International, immaginate. Qua al matrimonio di Maradona, qua Baglioni e D'Alessi che mi sollevano in braccio. Qui a Maradona, il primo anno di Maradona che ammiravo molto a Mauro Nardi, il mio grande qui, grande Mario, che io porto sempre nel cuore e mi rimane nel cuore e non ne faccio pubblicità, no, canto perché io. Qui c'è la seconda forza mondiale, Tony Blair. Qui è il grande Mario, guarda era bello Marica, va. Questa è la prima trasmissione a Napoli, prima e dopo. Vedi, quelle che oggi è grazie a Mario Merola se esiste questa trasmissione, perché Merola ha creato questa trasmissione, Mario Merola ha creato Napoli prima e dopo. E poi l'ha sfruttato il signor Morris, ma quello che è stato colui di far nascere Napoli prima e dopo alla Sorrisa è stato il grande Mario. Ecco, e era uno dei partecipanti. Ma la cosa bella, sai così, vabbè qua quel nostro Viva Napoli, Mike Buongiorno, Loretta Gogge, questa cosa bellissima, ma qua non ti dico. Tornai coi Pooh, il grande Carosone, al matrimonio di Mario Savini. C'erano i più grossi impresari, il grande Lucio Dal, Mauro Nardi. Ho fatto una tournée insieme con lui in America. Qui c'è uno studietto di programmazione, se vogliamo programmare qualche provino, qualcosa, qua addirittura abbiamo fatto dei dischi. E questi ce l'ha quasi tutti quelli che hanno la possibilità di avere un computer e fare tutte quelle cose programmate, già è a posto, va bene. E niente, poi la cosa più bella, sapete che cos'è? È questo qua, vedete?
Questo è il primo contratto, Mauro Nardi 1985, Mauro Nardi negli Stati Uniti con Toto Cutugno. A Taffa, Antonio Fusco e Franco Baldi erano i miei impresari. Guarda, mi hanno fatto questo contratto dal 2 ottobre al 20 ottobre 86. 100% Mauro Nardi, $15 a testa di diario per ogni elemento, più 5 biglietti, aerei, andata e ritorno, Roma-New York, nell'86, immaginate, $15 ai miei musicisti, e con me c'era Freddie Murphy, Mario Simeoni, Rino De Nicolais e Mariolino Flaminio. Questo era il gruppo di Mauro Nardi. E noi andammo con Toto Cutugno a fare questa tournée di questi 20 giorni. Fu la prima volta che ho oltrepassato l'oceano, nell'86, con l'orchestra, Mauro Nardi, una cosa veramente eccezionale. E questo è un grande ricordo, perché presi $5.000 e $5.000 già erano tantissimi, per cui ecco qua, prendere la vicina, che è bello, riesci a prendere. USA Canada con il grande Fragale, Vincenzo Fragale, che era il primo impresario italo-americano che stava negli Stati Uniti, che a tutti gli spettacoli dei grandi artisti era solo lui. Ok, vabbè, terminato, perché poi andare ci vorrebbe un po' di tempo ancora per spiegare, perché mi dice no, finiamola qua, forse così non diventa pesante. Un bacio, vi stimo, vi voglio bene, grazie di tutti i messaggi. Mauro Nardi bravo, ma così cerco di fare il mio meglio per rispettare voi che ascoltate Mauro Nardi. Mi raccomando, i 3 spettacoli vi aspettate tutti, ok? Un bacio, il 23 a Milano, il 23 gennaio a Milano, il 25 a Torino e il 31 a Palermo. Vi aspetto, ciao. E poi vi aspetto pure a Villa Catone il 25, perché poi il 25 canto il pomeriggio a Torino, la sera sono a Villa Catone, vi aspetto, un bacio forte, ciao.